La mia collezione WIM nasce per rendere il semplice giocattolo in legno e elevarlo a livello artistico. Questo mi è stato possibile raggruppando un po' tutte le esperienze della mia attività, l'esperienza di insegnante di educazione artistica e l'esperienza di progettista di giocattoli per l'industria. Ovviamente con quest'ultima, con l'industria del giocattolo, frequentando la Fiera Internazionale di Norimberga, ho potuto rendermi conto che esisteva il giocattolo d'arte per eccellenza, la bambola da collezione, ma non esisteva il giocattolo in legno a livello artistico. Quindi, raggruppando tutte le mie esperienze, ho cominciato a realizzare i primi prototipi. Questo ho potuto farlo con due concetti fondamentali. Il fatto di rendere un giocattolo ludico ma anche culturale, educativo. In tutti i miei giocattoli, in più o meno evidente, è la situazione del giocattolo da collezione, un giocattolo ludico dove il bambino può realmente giocare e il giocattolo educativo dove il bambino può trarre cultura attraverso l'osservazione. Altre linee hanno sempre il concetto culturale, come la linea Money Box, dove il bambino ovviamente ha il concetto dell'educazione al risparmio, ma anche culturale attraverso l'osservazione dell'argomento di lavoro. Ogni linea di cavallino viene realizzata con un argomento di lavoro. L'argomento di lavoro può essere il più svariato, dalle favole, ai paesaggi, ai monumenti storici. Un altro fatto molto importante è che ogni giocattolo viene catalogato con numero e anno di produzione e fornisce un certificato sul quale io descrivo ampiamente la linea della mia collezione e do anche una dichiarazione che il pezzo è unico e non sarà mai ripetuto nella decorazione. Il cavallino della linea Baby Ornato è molto interessante perché trae la sua origine dalla storia dell'arte, in quanto io fotografo gli elementi ornamentali presenti in cornici, stipiti o affreschi. Questi elementi ornamentali, dopo averli fotografati, li trasformo, li realizzo attraverso la fantasia e la forma del cavallino, realizzo una decorazione policroma. La linea Zeus riprende un po' il cavallo circense. In questa linea, in miniatura, io realizzo scene circensi con gli acrobati, i clown. È interessante perché nella progettazione ho realizzato un pupazzo snodato, immaginando che il bambino, manipolandolo, lo può sistemare in varie posizioni tali da avere un movimento equilibrato del pupazzo. Ecco, nella linea Sound il mio concetto era quello di realizzare un cavallino
che trainato dal bambino suona il carillon. In questo cavallino l'argomento decorativo sono le rocche e i castelli d'Italia. Da un lato quindi la visione paesaggistica, dall'altro particolari che spesso scompaiono nella visione del visitatore. La tecnica esecutiva dell'effetto cromatico è realizzata tutta con acquerelli. Dal momento che il fondo non assorbe l'acqua, io sono costretto ad assorbire l'acqua tamponando il colore. In questa maniera io ottengo delle sfumature impreviste che rendono più plastico e morbida tutta la decorazione. I materiali usati sono molto semplici, multistrato il cavallino, multistrato di abete o di betulla, mentre legni pregiati per quanto riguarda le ruote e i carrelli.